Scatman's World. Veneziano, ragazzi, un premio del Bahrain, buona qualifica per Veneziano, quinto posto e si gode. Pole Paul Hamilton, secondo Alfonso, ma la grande notizia è che Nico Rosberg non ha fatto il giro, non capisco, probabilmente si è ritirato, che cazzo ne so. Insomma, Rosberg comunque non si è qualificato e la cosa mi gasa parecchio. Raga, andiamo, abbiamo una grande chance di recuperare punti da Rosberg, siamo secondi nel mondiale. Vai raga, andiamo, Gran Premio del Bahrain. Dobbiamo approfittare della debacle del buon Rosberg. Vai Fioi. Andiamo a dominare. Ho bisogno di superarli tutti la prima curva, dai. Mamma mia, leggera toccata, maniera di grave. Attenzione Gigi. E il Kume si inserisce molto bene. Bravo Kume. E adesso voglio volare, cazzo. Voglio la prima vittoria stagionale. In qualifica stiamo migliorando, comunque la cosa mi piace. E queste sono le curve che mi davano problemi in qualifica, purtroppo, eh. Questa serie qua mi sta altamente sul cazzo. No. Dai, calma come, calma che possiamo fare bene. Dai ragazzi. Dai fioi. Comunque vedere sempre i fuochi d'artificio mi fa strano perché di solito nella realtà ci sono solo alla fine quando il pilota insomma taglia il traguardo, invece qua ce li abbiamo sempre che smaronano i coglioni, che danno un po' fastidio anche onestamente. No, non frenare qua, cazzo sto facendo? Come? Calma, un attimo di panico da prestazione. Panico da prestazione. Carburante normale. Gigione è vicino però. Non è bello avere Gigione, ma l'importante è stare davanti a Rosbiff. E Rosbiff, se vuole fare punti, dovrà recuperare molte posizioni. Dai ragazzi. Dai che dominiamo. Primo giro completato. Hamilton secondo, Alfonsino terzo. Poi via tutti gli altri. Nessun ritiro comunque, primo giro completato da tutte le automobili, tutte le vetture, tutte le monoposto. In questa notte nel deserto, fioi. Occhio, madonna, il cume qua rischia un pochino. Ma ci siamo. Ci siamo, raga, ci siamo. Sarebbe bello vincere la prima gara, cazzo, anche perché Rosbiff secondo me non va a punti, se va a punti veramente arriva, spero ottavo, settimo, massimo, perché a parte 22esimo, se più non ha fatto il miracolo dei miracoli. Due decimi di vantaggio su Hamilton, troppo poco ragazzi per pensare di vincere, soprattutto perché poi nel valzer dei box è là che rischio tanto. Sicuramente sto girando meglio in qualifica. E dalla seconda gara dopo Sepang vado meglio in qualifica. È pazzesco. Dai, calma però. Calma. E sangue freddo. DRS abilitato. Attenzione Hamilton. Devo farlo passare purtroppo in questo punto. Ma sfrutto l'esterno e ritorno davanti. Grande veneziano. Sarà lotta vera con la Mercedes di Hamilton. Se quest'anno vediamo che non andiamo per la terza stagione, io cercherò in tutti i modi di andare in Mercedes, ma devono loro chiamarmi purtroppo. Se sto davanti ad Hamilton ho più possibilità sicuramente. Anche perché solito mi levo dei coglioni uno dei due. Quindi la lotta almeno non è più a 3 ma a 2. Dai ragazzi, su.
Ho bisogno veramente almeno un podio, il podio lo devo raggiungere, quindi devo cercare di guadagnare tante posizioni sul terzo. Anzi sul quarto, scusate, la tensione mi sta giocando dei brutti scherzi, qua vado un po' lungo. Cerchiamo di non sbagliare nelle curve dove andavo bene in qualifica, grazie. Le Mercedes sono troppo veloci, non le fermi neanche se vuoi. Mi stanno sempre con il fiato sul collo. Devo andare ai box al sesto giro comunque. Va bene, mi fa piacere. Il grande Hamilton che attenzione prova al sorpasso, noi stiamo sempre qua. Noi ci teniamo l'esterno. In questa curva non dovremo avere problemi anche se ci supera. Hamilton le sta provando tutte chiaramente. Anche perché vuole anche lui recuperare punti. Dopo il ritiro di Sepang. Dai, cerchiamo di fare un buon giro per guadagnare terreno. Dai, Comendo. Dai, Comendo. Tensione indescrivibile. Tensione veramente incredibile. Vuole la prima vittoria stagionale veneziano, ma sa che è dura. Perché la Mercedes di Hamilton pompa alla grande, come la ex fidanzata di Hamilton, anche lei pompava alla grande. In testa alla corsa il Comendone, al secondo posto Gigi Hamilton, Alfonso è terzo, Vettel, vaffanculo. Questa è la nuova telecronaca comendiana disponibile in tutti i Comenda Store del mondo. Questo qua mi supera sempre, non riesco a guadagnare tempo, non riesco a guadagnare terreno purtroppo. Lo stiamo guadagnando su Alfonso, attenzione, qua non posso più tenere l'esterno. Tentiamo il controsorpasso che per fortuna arriva, però Hamilton è sempre più vicino, fioi. Giro record di Magnussen, mamma mia incredibile. Noi stiamo di qua perché Hamilton tenta l'esterno puro. Il come si difende ancora abbastanza bene, ma è sempre più difficile. Hamilton è tanto tanto vicino purtroppo. Sarà un'impresa vincere questo Gran Premio. Dopo ricordo che c'è la Cina, gara molto sfavorevole, quindi bisogna fare tanti punti qua, Che palle sto Gigione. Gigione va qua. Io lo devo far passare, non c'è nulla da fare. Così anche Alonso sta recuperando terreno, però in questa battaglia, questa bagarre tra veneziano e Gigione Hamilton. Dai che al prossimo giro devo andare ai box. Ok. Prossimo giro box e monteremo le gomme dure. Vai. Sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Attenzione, Hamilton ci prova, ma Veneziano ancora si difende. Magnussen ancora giro record, ragazzi, le McLaren volano. Nessun ritiro dopo 6 giri. Hamilton ci sta provando con le unghie e con i denti, vuole la vittoria, la pretende, la prima vittoria stagionale, finora ha vinto solo Rosberg. Ma sicuramente non vincerà in Bahrain. Non capisco dov'è Rosberg, fissa, dov'è Nicolino? Mamma mia quanto è vicino Hamilton. Mamma mia quanto è vicino Hamilton.
Se devo andare ai box e poi devo cercare di tirare come un disperato, Però se Hamilton non va ai box, secondo me mi conviene stare bisogna tutto da valutare adesso. Perché forse mi conviene andare ai box direttamente con Gigi, vediamo. Secondo me Hamilton non va subito, ho questa sensazione. Vediamo se va. Non va. No, va, cazzo. Adesso devo guadagnare adesso. Ma porca di quella troia. Così faccio perdere anche a Alonso posizioni. Ti prego, come devi tirare come un disperato adesso. Dovevo andare quando me l'ha detto il meccanico, porca puttana. Vabbè, colpo di scena come Dena. Ero sicuro che andava il giro dopo, ero sicuro. E invece beffata. Beffato il cume. Questo è il giro che devo fare meglio. Ti prego non sbagliare come adesso. Ti prego come, ti prego. Ci giochiamo tutto qua, ci giochiamo veramente tutto. Devo stare davanti a Gigi, devo stare assolutamente davanti a Gigi. Avevo un vantaggio veramente del cazzus. Vediamo un po', speriamo che se Hamilton ha tratto traffico godo, ti prego, traffico di Hamilton, ti prego il traffico di Gigi. Dai, il giro non è negativo per fortuna. Solo che se Alonso entra con me, so cazzi per Alfonso, però sinceramente devo pensare alla mia di gara, non me ne fotte un cazzo della strategia della classifica costruttori, tanto non ce la faremo mai con le Mercedes. Box, box, box. No, Alonso va. Cazzi tuoi, Alfonso, cazzi tuoi. E adesso vediamo se riusciamo a stare davanti. Muovetevi, muovetevi. Ci giochiamo tutto, ci giochiamo tutto. Hamilton ancora non lo vedo. Hamilton ancora non lo vedo. Eccolo là Hamilton, eccolo qua Hamilton. E siamo davanti a Gigi. Siamo davanti a Gigi. È andata bene raga. L'è andata bene. Ragazzi, mancano 2 giri. 2 laps, siamo ancora in testa. Vettel, Hamilton, Ricciardo e Alonso stanno battagliando. Noi siamo insomma un vantaggio sempre questo, abbastanza costante. Però è chiaro che non è ancora finita la gara. Ok, siamo a posto qua. Se loro battagliano io godo. Hamilton tanto torna secondo, era abbastanza scontato purtroppo. Comunque nessun ritiro ragazzi. Forse sarà la prima gara pulita senza ritiri. Vedremo. Dai che vale la prima vittoria dopo un quarto posto, un terzo posto. Voglio la vittoria, cazzo, la voglio. Nel deserto del Golfo Persico. Vai. Però Hamilton è vicinissimo, ragazzi, Gigi è vicino, Gigi chiaramente va là, io non posso bloccarlo, anche se vorrei tanto. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo rischiato il contatto, ma il Cume si difende. Non possiamo perdere adesso, Non posso perdere adesso la prima posizione. Dai, comandone. Final lap, ragazzi. Inizia il final lap comandiano. Tanto Hamilton sicuramente risupererà Seba. Questo è abbastanza scontato. Però se c'è bagarre dietro io ne approfitto. Una strategia perfetta di Veneziano che è andato in box alla fine nella maniera giusta. Avevo paura di aver sbagliato, invece è andata bene.
Giro record di Rosbif. Rosbif sarà furioso. Attenzione, molto vicino alla Red Bull. Ti prego ragazzi, non sbagliamo adesso. È che può arrivare la prima vittoria. Anzi, deve arrivare la pretendo ormai. Mamma mia Vettel, mamma mia il Seba. Stavolta sto qua all'esterno. Tenterà all'interno Seba. Hamilton risupera Vettel. Come è normale che sia, purtroppo. Mamma mia Hamilton, ragazzi, Hamilton è veramente a un passo. Hamilton è a un passo, ma io voglio vincere. Lasciamo l'esterno ad Hamilton e noi ci prendiamo l'interno. E il Cume a fatica, ma va a vincere la prima gara stagione. Attenzione Hamilton, ci prova adesso. Ci prova adesso e si va a vincere. Prima vittoria stagionale. Grande Cume, cazzo. Grande Cume. Vittoria fondamentale per il mondiale. Vittoria fondamentale. Rosbif alla fine è arrivato. No, non ha preso 2 punti. Nessun ritiro. Siamo, no, gli stessi punti. Incredibile, potevo essere prima, ma va bene, dai, va bene. Solo che Rosbif fa una vittoria in più. Classifica costruttori, siamo secondi a 13 punti. Mondiale, stupendo, raga. Un saluto da Okumendon, Venetian, vai con la cerimonia del podio. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.